Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network, siamo sempre puntuali qui con il nostro approfondimento di calcio e calciomercato. Questa è l'ultima puntata di questa settimana, però insomma vi terremo compagnia anche per qualche altra settimana, non preoccupatevi perché comunque stiamo avendo dei riscontri positivi anche da parte del pubblico, vi ringraziamo. Vado a presentare il mio compagno di viaggio, Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio, direttore di calciomercatoreport.it. Buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio agli ospiti, buon pomeriggio soprattutto a chi ci segue da casa. Oggi giornata molto calda, quindi siamo già pronti. Siamo già pronti. Presentiamo gli ospiti di questo pomeriggio che commenteranno con noi ovviamente le notizie di mercato, ma anche parleremo di calcio giocato. Vado a presentarvi il mister Raffaele Guardia. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a voi e grazie di avermi invitato a questa trasmissione. trasmissione. Grazie a lei. E con noi anche questo pomeriggio un collega giornalista di Gazzetta del Sud, Danilo Perri. Buon pomeriggio Danilo. Buon pomeriggio a tutti. Attilio, iniziamo proprio da te come di consueto con le notizie di giornata. Sì, perché entra nel vivo il mercato del Crotone con il direttore sportivo Beppe Orsino e Gianni Vrenna, presidente, molto attivi in quel di Milano. Qualche retroscena sull'incontro di ieri avuto con il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il Crotone ha ribadito il forte interesse per l'attaccante Raul Asensio, chiesto come vi stiamo raccontando in tempi non sospetti sul calciatore c'è anche forte l'interesse del Pescara. Il Genoa ha chiesto informazioni per Ceccherini, per Barberis, per Martella e per Rodien. Nessuna trattativa però è stata intavolata per quanto concerne il reparto di centrocampo. Qualora dovesse uscire Barberis, occhio al nome di Vacca, un vecchio pallino della società pitagorica che potrebbe presto tornare di moda, mentre si raffredda la pista del centrocampista rumeno con un anno di contratto ancora con la Dinamo Bucarest, Sergio Anca, su cui è forte il Foggia. Per quanto concerne invece il mercato del Cosenza, oggi giornata chiave, forse è oggi realmente al dentro fuori per Gennaro Tutino. In serata nuovamente ieri continuano i contatti continui praticamente tra gli uomini mercato del Cosenza e l'entourage del calciatore, tutti si sentono in corsa, non possiamo escludere niente. Pescara, Carpi e Cosenza vogliono Gennaro Tutino. Sempre sul Cosenza, aggiornamenti sugli obiettivi. Oggi il Foggia ha preso una pausa di riflessione per valutare la pista Bizzarri, quindi attenzione anche a questo aspetto. E per Gori si è inserito proprio il Foggia. Ieri sera incontro proficuo, il calciatore ha ottenuto le garanzie tecniche necessarie per il proseguo della trattativa, quindi il Foggia che è passato in pole position per Gori, quindi registriamo ancora una volta smentite per quanto concerne la pista relativa al Cosenza. Ieri abbiamo parlato di un nome, quello di Del Pinto, un'idea che resta concreta per il Cosenza. Catanzaro sempre molto attivo dal mercato. La novità è che Riggio e Nicoletti potrebbero anche non arrivare con la formula del prestito, potrebbero giungere nuovamente alla corte di Gaetano Auteri a titolo definitivo. Il Catanzaro pensa ad un investimento importante con il Crotone che manterrebbe la recompra. Infine per il laterale sinistro Pezzi si registra una frenata, nonostante un'offerta importante di un contratto a cifre alte biennale. Il calciatore per adesso preferisce spostarsi un po' più verso nord piuttosto che scendere al sud. Mister, con lei proprio questa notizia di mercato, insomma si punta sulla riconferma di Tutino, tante riconferme sta cercando di mettere a punto il direttore sportivo, perché proprio siamo a pochissimi giorni dalla partenza del raduno. Forse il Cosenza è una delle poche che partirà nella prossima settimana, perché in parecchie sono partite proprio in questi giorni. Sì, sta continuando la programmazione vincente della stagione precedente, muovendosi in anticipo e cercando di confermare elementi che faranno sicuramente la differenza nel campionato di Serie B, quindi partire prima significa essere pronti e avere le idee chiare per il campionato che si vuole affrontare. Parlando proprio di modulo, secondo lei il modulo che adotterà l'anno prossimo Braia, diverse volte a Tiri abbiamo visto che insomma, il mister ha dichiarato che potrebbe anche, in base ovviamente alle pedine che avrà a disposizione, cambiare anche modulo. Allora, il mister non è, come sappiamo, un integralista, lui
sa valutare il materiale umano che ha, quindi in base ai giocatori poi che si troverà potrà decidere il sistema di gioco da adottare, oppure come ha fatto quest'anno, secondo delle partite, cambiare in corsa, che è stata, diciamo, una delle armi vincenti del Cosenza, perché lui è stato bravo a inventarsi questo 3-5-2, ha capito che i giocatori potevano dare la massima espressione in quel sistema di gioco e l'ha portato avanti. I risultati poi parlano chiaro, Sì, sono davanti assolutamente. Una mia curiosità, coinvolgendo il mister e coinvolgendo anche sotto l'aspetto emozionale Danilo. Secondo lei, mister, crede che realmente gli esterni Corsi e Dorazio possano supportare il cambio di categoria? Possono essere considerati due esterni in grado di poter sostenere questa categoria? E soprattutto per Danilo, a mio avviso, la piazza di Cosenza come sta vivendo questo mercato? Se realmente fino a questo momento è soddisfatta, anche se il mercato, lo stiamo raccontando, chiuderà chiaramente il 18 agosto. Allora, come in ogni campionato ci sono dei parametri. Naturalmente i parametri della Serie B sono molto diversi dai parametri della Serie C per i calciatori. Un campionato logorante, lungo, quindi sicuramente ci vogliono dei ricambi su questi giocatori. Poi che il valore dei giocatori non si discute, quindi potranno dare sicuramente la loro marcia in più, il loro entusiasmo, però secondo me con questo tipo di sistema, di questo modulo, bisogna avere dei sostituti, perché poi coprire un conto è dividersi la fascia, un conto è coprire tutta una fascia intera, fare fase d'attacco e fase di difesa. Sì, rispondo alle tue domande. Allora, sulla prima ritengo che Dorazio nell'ultima parte di stagione abbia dimostrato di essere in netta crescita, quindi sicuramente un giocatore meno timido rispetto a quando è arrivato a Cosenza, e dunque penso possa far bene anche nel campionato di Serie B. Su Corsi ho qualche riserva in più, se devo essere sincero, ma sono sicuro che Angelo ci farà ricredere ancora una volta. Comunque sotto il lato temperamentale penso possa ripianare quel gap magari da un punto di vista tecnico. Il Cosenza comunque si guarda intorno anche per rinforzare ulteriormente la fascia destra. Per quanto riguarda poi il mercato, ritengo che Trinchera si stia muovendo bene per il momento. Registrando le voci dei tifosi, forse non tutti sono felicissimi fino a questo momento, però non bisogna neppure trascurare un fatto, che comunque per il Cosenza matricola, approcciarsi al campionato di Serie B dopo 15 anni non è semplice. E ricordo comunque anche ai tifosi che in passato anche Francesco Marino, Ciccio Marino, quando era il direttore sportivo del Cosenza in Serie B, riusciva a concludere a buoni colpi proprio dalla categoria inferiore. Certamente. A prescindere dai nomi che arriveranno a Cosenza, comunque tutti quelli che saranno confermati bisogna avere un po' di pazienza, perché non si può pretendere che dalla prima giornata subito si vada a 1000. Basta vedere il Crotone, ha dato tempo ai giocatori di metabolizzare quali erano i ritmi della categoria, quali erano le difficoltà, e poi si è visto che signor giocatori sono stati. Certo. Danilo, oggi sulle pagine proprio di Gazzetta del Sud c'è questa anticipazione che riguarda il settore giovanile, forse siete stati uno dei primi a scriverlo, proprio di De Angelis, che potrebbe tornare a guidare il settore giovanile del Cosenza Calcio. Sì, manca l'ufficialità, ma l'operazione è stata già abbondantemente sondata e si sta lavorando in questa direzione. De Angelis, che l'anno scorso ha lasciato il Cosenza ed è approdato sulla panchina del Bari, sulla panchina della primavera del Bari, ha disputato una buona stagione alla sua squadra, perdendo poi nella semifinale playoff contro il Cagliari, se non ricordo male. Ora è pronto a tornare a Cosenza. Dovrebbe avere anche la carica di responsabile del settore giovanile, quindi rilevando Patania. E poi per quanto riguarda poi i tecnici, invece dovrebbe essere confermato Tortelli, mentre dovrebbe esserci poi una new entry per quanto riguarda l'Under 15, dovrebbe toccare a Giovanni Paschetta, l'Under 17 invece dovrebbe andare a Manuel Scalise. Perché mister, insomma, anche nel campionato di Serie B bisogna puntare anche alle giovanili, puntare a questa primavera, perché insomma, se no si va incontro a sanzioni, anche esclusioni dal campionato. A prescindere dalle sanzioni, che sono importanti, ma bisogna fare un lavoro capillare importante per inserire più giovani possibili in prima squadra, giovani che il Cosenza secondo me ha in organico,
ed è giusto che finalmente siano messi in prima squadra o convocati in prima squadra, perché altrimenti avere un settore giovanile non ha senso se poi si vanno a comprare i giocatori under da altre squadre. No, mi lego alle parole del mister, che tra l'altro non sono dette da un tecnico che non conosce il sacrificio, sono dette da un tecnico che quest'anno ha salvato una formazione come il Cetraro in categorie leggermente più complicate, in condizioni leggermente più difficili, e poi un tecnico che ha vinto un campionato da imbattuto, una delle 47 squadre, quindi il sacrificio è alla base di ogni buona riuscita. Quindi è chiaro che il settore giovanile deve basarsi su un uomo come Stefano De Angelis, che ha dimostrato prima di tutto di amare questa società e questa piazza. Si è giocato secondo me in maniera eccezionale, nonostante qualcuno dica il contrario, questa grande chance che ha avuto di sedersi sulla panchina del Cosenza, e poi è stato in lizza probabilmente per la panchina della Primavera della Lazio con Pippo Pancaro. Quindi non arriva uno sconosciuto, arriva qualcuno di giusto, a mio avviso, che potrebbe veramente far risorgere quel qualcosa che manca forse in questo momento al Cosenza. Se probabilmente andiamo a trovare il pelo nell'uovo, forse quello che manca attualmente è proprio una cura maniacale del settore giovanile. Del settore giovanile. Attilio, prima di chiudere la pagina del Cosenza, c'è questa notizia che ieri siamo dimenticati di dare ai nostri telespettatori, perché insomma si ipotizza un amichevole con il Milan proprio nella prossima settimana. Siamo abituati, almeno per questi, non in tema di calciomercato, a raccontare quello che ci risulta, quindi abbiamo avuto modo di confermare questa notizia. Sarebbe una grande occasione, una grande vetrina, un grande modo di presentarsi nel calcio che conta. Ricordiamo quello che è successo al Gigi Marulla in occasione di Crotone Atletico Madrid, 16.000 spettatori, adesso non oso pensare il Cosenza che affronta il Milan comunque in condizioni molto difficili, il Milan che sta attraversando un nuovo cambio di proprietà e che sta vedendo probabilmente un cambio di presidenza in questi minuti con l'arrivo di Paolo Scaroni. C'è stato un contatto tra il presidente Eugenio Guarascio e l'attuale management rossonero, con Marco Fassone e soprattutto con i calabresi Mirabelli e Mangiarano, quindi anche questo credo che sia, oltre alla grande manifestazione che ci sarà al Teatro Rendano, ovvero della presentazione dei calendari, Cosenza si appresta ad affacciarsi, a tornare nel calcio che conta, anche non solo sotto l'aspetto sportivo, ma sotto un aspetto non meno importante, che è quello della presentazione nella miglior maniera possibile nel calcio che conta. E a proposito proprio della presentazione dei calendari, Danilo, si parla insomma di uno spettacolo nello spettacolo, perché ci saranno alcuni dei protagonisti di Zelig. Sì, su questo magari ci aggiornerà nei prossimi giorni sicuramente l'amministrazione comunale. Il sindaco Mario Chiuta ha dato in anteprima anche la notizia della presentazione dei calendari a Cosenza. Penso che a breve poi illustrerà tutto quello che sarà la kermesse. Certo, mister, comunque è una cosa importante, perché vuol dire che su Cosenza c'è anche l'attenzione della Lega di B, perché proprio partire da una città appena neopromossa, insomma, vuol dire veramente dare un tributo importante non solo alla città ma anche ai tifosi del Cosenza, che nelle ultime partite hanno riempito lo stadio. Allora, il Cosenza non lo scopriamo certo noi, ha un bacino di utenza grandissimo, la provincia partecipa alla grande quando si crea entusiasmo e arrivano le vittorie. Quindi voglio dire, è importantissimo che si facciano questi tipi di presentazioni per dare continuità a quello che si è fatto, all'entusiasmo che si è messo in questo campionato. Poi la cosa più importante è avere i conti a posto. Allora il Cosenza, non avendo un centesimo di debito, è normale che la Lega la prenda in considerazione, perché è il calcio sano. Nel calcio sano, dove è arrivata senza debiti e senza avere inventenze che possono creare problemi di penalizzazioni, punti e così via. Oggi ci saranno i pareri della Covisoc, parleremo anche di questo tra poco. Intanto vediamo una clip che riguarda il Crotone e poi subito dopo il collegamento telefonico. Auguro che sia il Crotone protagonista durante tutto il campionato, la squadra. Questo deve essere
un punto di partenza, il gruppo, perché sarà molto molto dura. Dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che ci aspetterà un anno di battaglia e siamo pronti a farla. Grandissima impressione, partiamo secondo me col piede giusto, l'allenatore secondo me per come abbiamo parlato, per come ci siamo parlati in questi giorni, le intenzioni sono giuste, si è già calato nella parte dell'allenatore del Crotone, questo è importante, ha la nostra stessa idea di fare calcio e questo è fondamentale. Cerchiamo la sintonia giusta e sono sicuro che poi otterremo ottimi risultati. Abbiamo visto la clip montata dal nostro tecnico Massimiliano Fino, proprio abbiamo visto il raduno, le prime parole di Cordaz e poi ovviamente le visite mediche. Questo è il Crotone che insomma si presenta ai nastri di partenza. Dovremmo avere anche in collegamento telefonico Luigi Saporito di Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Luigi. Buonasera, salve, saluto a tutti. Allora, questo Crotone che è pronto a riscattarsi subito, poi c'è in attesa questa decisione sul Chievo e si spera che il Crotone possa tornare subito in A. Insomma, l'idea è questa praticamente, perché la retrocessione ha lasciato davvero parecchi strascichi nella sua stagione. Chiaramente è stato preso un allenatore che conosce bene la categoria per averla giocata l'anno scorso col Foggia, soprattutto nel giro di ritorno, ha qualche esperienza anche qualche anno prima, però diciamo che è uno di quelli emergenti. Stroppa ha degli illustri maestri alle spalle, ne dico due su tutti, Zeman e Arrigo Sacchi, è stato anche allievo di Capello, è uno di quegli allenatori che fa giocare le squadre e fa divertire il pubblico. È stato scelto proprio per questo motivo. E ricordiamo che l'arrivo di Stroppa a Crotone non è stato facile, in quanto l'allenatore aveva ancora un anno di contratto con la società dei Satanelli, però presagiva quello che poi è successo, insomma, questa penalizzazione dopo il processo per i fondi neri del Foggia che hanno scaturito delle irregolarità, quindi è arrivata la prima sentenza, meno 15 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, e quindi vuol dire rovinarsi un'intera stagione, cioè partire sempre insomma, di rincorsa per cercare sempre la salvezza. Stroppa non è un allenatore tagliato per le salvezze o quantomeno per fare dei campionati col fiatone. Stroppa è uno vincente, vuole vincere e ha scelto Crotone perché evidentemente il progetto del Crotone, il progetto del presidente Gianni Vrenna, lo ha convinto più di ogni altra cosa. Luigi, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Due curiosità da parte mia, una che il mercato sta entrando nel vivo, cosa serve a tuo avviso per disputare un campionato di B da protagonista e soprattutto come la piazza ha reagito a questo primo approccio del Crotone alla nuova stagione? Allora Attila, dobbiamo fare un po' di distinguo, perché come dicevate voi precedentemente, insomma, si aspetta questa sentenza del 17 di luglio, di martedì prossimo, che nel pomeriggio ci dirà se queste plusvalenze fittizie tra Genoa e Cesena sono punibili o meno. Insomma, a leggere il deferimento, a leggere le carte, sembra che non ci siano dubbi, però ricordiamo che il nostro è sempre un paese che va fuori dalle righe. Insomma, qualcuno dice vabbè, ma lo hanno fatto in tanti, è una pratica che fanno anche altre squadre, ma un conto è farlo per 1 o 2 giocatori, altra cosa è farlo per 30 giocatori, dei quali poi si perdono completamente le tracce, e soprattutto, è la cosa ancora più
pesante è farlo per 3 anni di fila, cioè il Chievo per 3 anni di fila ha ottenuto la licenza di iscrizione al campionato di Serie A alterando i bilanci. E chiaramente certo. una volta scoperto dovrebbe pagare, almeno così dovrebbe essere la giustizia sportiva. E quindi come si presenta il Crotone a questo campionato di Serie B, ma poi potrebbe diventare un campionato di Serie A? Punto interrogativo. Questo lo sapremo soltanto settimana prossima, e forse nemmeno, perché poi ci saranno ricorsi contro ricorsi, si arriverà fino, credo, al Tribunale Nazionale dello Sport. Insomma, alla fine è una partita che non si chiude in pochi giorni, per cui anche tu che segui il mercato con molta attenzione avrai capito che il Crotone di movimenti ne ha fatti pochi, al netto di Benali riscattato dai prestiti, al netto di Simic rinnovata la proprietà anzi il prestito col Milan, al netto di Marchizza che a giorni dovrebbe arrivare a Crotone, non c'è nessun nuovo giocatore. Cioè, infatti ieri gli unici volti nuovi erano quelli di Stroppa e dei suoi collaboratori, cioè dei 23 giocatori che si sono presentati all'uscita praticamente non ce n'era uno nuovo, tutta gente conosciuta, tutti volti ormai che insomma, il pubblico conosce. Sì, volti nuovi, insomma, i vari Budi, mi ricorda, abbiamo visto in interviste, Martella stesso, Ceccherini, che è un altro pezzo ambito durante il mercato. E allora davvero è difficile dire cosa farà il Crotone nel prossimo anno di Serie B. E se poi diventa Serie A, che succede? Bisogna rimettere tutto a posto, perché, parliamoci chiaro, il calcio ormai è diventata un'azienda. Allora, sapete benissimo che il Crotone, retrocedendo, ha incassato i soldi del paracadute, che sono stati recursati di un 20% perché in una delle ultime riunioni di Lega è stato deciso che le 3 squadre retrocesse avrebbero dovuto dare il 20% alle altre squadre di Serie B. Quindi questi 15 milioni che il Crotone incasserà dal paracadute sono diventati 12. È sempre una bella cifra che le altre squadre non hanno, però chiaramente questo è l'indennizzo che arriva per aver disputato 2 campionati di Serie A. Però, guardate bene, un conto è fare una Serie B con 12 milioni da spendere, altra cosa è giocare in Serie A con ben 38 milioni da spendere e probabilmente senza nemmeno un giocatore da vendere, perché in questo momento il Crotone probabilmente venderà Ceccherini che lo vogliono in Serie A, Martella che lo vogliono in Serie A, Rodien che lo vogliono in Serie A, lo stesso Simi che è ricercato in Serie A, Nalini che potrebbe avvicinarsi tra Chievo e Verona. Insomma, sono 4-5 partenti che alla fine sono quel tesoretto del Crotone che insieme con i 12 milioni del paracadute andrebbero a fare una cifra insomma importante per affrontare un mercato e una stagione. Però una cosa sono 20 milioni, 22, 23, altra cosa sono 38 milioni. E se poi permettetevi la Serie A, visto che l'abbiamo guardato bene e osservato per 2 anni, è un po' diversa dalla Serie B. Non me ne voglia nessuno, però effettivamente per tecnica, per impegno, per organizzazione probabilmente c'è davvero un solco incredibile, più di quanto si possa immaginare, più di quanto non ci sia tra la Serie B e la Serie C. Grazie a Luigi Saporito per essere stato con noi. E noi diamo la linea, grazie a voi. Diamo la linea alla regia per una breve pausa, torniamo tra pochissimo, c'è una notizia di Tutino, se non sbaglio, restate con noi. Ne parleremo dopo la pubblicità. Un attimo solo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Calcio e Mercato, ci siamo lasciati con una notizia che riguardava il Cosenza e soprattutto Tutino. Attilio, quali sono le ultime novità? Sì, o meglio, novità che abbiamo ribadito diverse volte. Sì, ribadito diverse volte, ovvero la volontà acclarata di Gennaro Tutino a ritornare a Cosenza rispetto ad altre destinazioni, una soluzione che gli consentirebbe di giocare una Serie B da protagonista, non solo dal punto di vista titolare, ma perché Piero Braia lo conosce in maniera forse meglio di chiunque altro, visto che lo ha fatto rendere meglio di chiunque altro, e sappiamo, mister, quanto questo fattore realmente incida sulla volontà e la crescita prospettica di un talento, perché Gennaro Tutino, ricordiamoci, è ancora giovane, è un 96. Sì, no, è così, però se lui si trova
si trova bene qui perché cambiare, almeno che non ci sia una piazza più importante, più prestigiosa, allora cerca di fare il salto di qualità, ma a parità secondo me rimanere a Cosenza è una grande occasione perché c'è ancora margine di crescita, sei in un ambiente in cui sei conosciuto e in cui anche se il campionato inizia male, per il giocatore ha il sostegno del pubblico, ha il sostegno dell'allenatore, ha il sostegno della società. A proposito di Serie B, ci sono altre 5 squadre che proprio ieri hanno iniziato i propri ritiri, entro lunedì tutte o quasi insomma, inizieranno la stagione vera e propria, poi ci sono tante curiosità, Danilo, che riguardano gli allenatori che l'anno prossimo vedremo in questa Serie B, da Suazo a Nesta, insomma nomi altisonanti che torneranno sul palcoscenico dello stadio San Vito Marulla, perché insomma erano 15 anni che, lo dicevamo prima, il Cosenza non calcava il palcoscenico della B. Sì, esatto, anche questo significa entrare in una nuova categoria, una categoria sicuramente che ha un appeal maggiore. Alessandro Nesta era arrivato già nelle ultime battute dello scorso campionato, è rimasto a Perugia da ieri, se non sbaglio, che è al lavoro, ha ricominciato la stagione. Un altro appunto allenatore emergente è David Suazo, che dopo l'esperienza nel settore giovanile del Cagliari ora eredita la panchina del Brescia. Sono sicuramente anche dei personaggi, come dicevi tu, che sarà bello per noi intervistare certo. nei prossimi La nomina di Nesta a Perugia ancora grida vendetta per quello che aveva dato Roberto Breda. Comunque sarà una Serie B di grandi bomber. Uno è sfumato Andrea Caracciolo, che ha preferito il biennale della Feralpisalò all'annuale con opzione che gli aveva proposto la Cremonese, quindi grande colpo centrato dalla Feralpisalò di Mimmo Toscano, e ci aspettiamo veramente delle cose importanti da questo mercato di Serie B, ad esempio il Padova, altra neopromossa che sta chiudendo con il Sassuolo le operazioni Bro e Capello, nuovamente in prestito, la Ternana che sta ragionando sempre sulle questioni relative all'eventuale riammissione, che ieri ha ceduto, lo abbiamo raccontato, Montalto e Carretta sempre più vicini alla Cremonese, una Cremonese che vuole recitare un ruolo da grande protagonista con Andrea Mandorlini, quindi lo stiamo ripetendo e ribadendo in ogni puntata, sarà una Serie B complicata, ad esempio anche lo stesso Palermo che alle prese con una sorta di opera di, non dico ridimensionamento, ma quantomeno di sistemazione dei conti, visti i 9 milioni incassati da Lagumina, i 6 milioni che arriveranno dalla cessione di Coronado, e punta un altro attaccante accostato al Crotone, che piace da anni al Crotone, ovvero Puskás come prima scelta. Questo a chiudere un po' il capitolo Serie B. E poi, mister, ci sono Bari e Cesena che ovviamente, aspettando le decisioni della Covisoc, sono appese a un filo. C'è stato questo no da parte della FIGC per il blocco dei ripescaggi. In caso insomma le due società venissero escluse, la prima pretendente sarebbe il Siena, perché in base ad alcuni conteggi aritmetici che insomma fanno lì proprio in Lega, dovrebbe essere lei insomma la regina di questa tornata di ripescaggi. Sì, sono un po' di discorsi complicati, amministrativi, cose che fanno giustamente poi la Lega. Non c'entriamo proprio. È la Lega che decide no, ma poi, i parametri di... Ma poi il parametro è, lo leggevamo sulla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, realmente di un'inezia, cioè si parla di 0,25, cioè roba veramente, io credo che queste gradatorie debbano esclusivamente essere rese pubbliche, altrimenti come spesso capita si finisce nel dubbio, nel sospetto, e in questo caso la chiarezza, soprattutto in queste questioni, deve essere lampante. È duro, non è sempre una bella cosa togliere una squadra, non farla partecipare al campionato. Però se poi si deve arrivare a questi fallimenti, allora a questo punto meglio ridurre le squadre ed avere un campionato non falsato, tra virgolette, ma avere società solide, vedi il Crotone, Cosenza, le Calabresi, Rende, e quindi meglio affidarsi a queste società qua e non arrivare a fine campionato magari con una squadra che è fantasma, si trova lì per non far stare dare un turno di riposo a una squadra, ma è lì che... Mentre in Serie C, a proposito proprio di questi pareri delle iscrizioni, nel girone sud, possiamo dire così, si va verso la soluzione positiva invece per la Juve Stabia, il Siracusa e il Trapani, quindi insomma dovrebbero mettersi in regola a breve. Cioè noi ci siamo soffermati su Cristiano Ronaldo in questi giorni, ma andando ad analizzare la situazione di B e C
veramente i tifosi C'è un abisso. soffrono, cioè il Cuneo che rischia, aveva preso Gigi Pavarese come direttore sportivo, puntava Eziolino Capuano per la panchina, che è in bilico, il Mestre non si iscrive, la Reggiana con il disimpegno della famiglia Piazza, altre situazioni in bilico soprattutto tra nord e sud, questo a testimoniare come realmente nord e sud non cambia nulla, che il sistema non va, però è un discorso troppo ampio che andrebbe approfondito, qui parliamo di mercato. Quindi. Sì, infatti. No, però vorrei dire una cosa, mentre prima quando si parlava di fallimenti, di non iscrizione, in primis c'era sempre il sud. Adesso vedo che le società pulite, tra virgolette, con i bilanci sani si trovano sempre di più nel sud che centro-nord. Quindi è una nota positiva. Danilo, iniziamo proprio dal mercato del Rende. Tu quest'anno hai seguito tanto questa squadra, un Rende che ha puntato su Modesto, insomma sta puntellando anche gli ultimi colpi di mercato. È un Rende che comunque dovrebbe essere la cosiddetta outsider del campionato. Sì, esatto, è un Rende che punta a sorprendere nuovamente dopo la buona stagione scorsa in cui Trojane è riuscito davvero a fare probabilmente un miracolo, perché penso che nessuno alla vigilia si aspettava l'8° posto per i biancorossi. Quest'anno a dire il vero non si è mossa tanto, ma non si è mossa tanto perché comunque gran parte della rosa della scorsa stagione è stata già riconfermata. Molti avevano un contratto biennale e pertanto resteranno a Rende. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l'innesto di Aua che arriva in prestito dallo Spezia, è imminente la chiusura con Minelli, scuola Inter, l'anno scorso in prestito è stato nella primavera del Pescara, passato nella primavera del Pescara. Altri colpi sono probabilmente anche imminenti, sebbene a dire il vero in questo momento le criticità sono davvero poche nella squadra biancorossa. C'è una leggera carenza di mancini in difesa e anche in attacco. Probabilmente però il vero rinforzo dovrà arrivare in difesa per sopperire all'assenza di Pambianchi che durante l'estate è passato al Catanzaro. Svolta per il Crotone, Anna, in questi minuti si sta chiudendo Ceccherini alla Fiorentina. Perfetto. Allora, Rende secondo me è un esempio di come poter fare calcio e di come il Rende non abbia mai fatto il passo più lungo della gamba. Intanto ha un settore giovanile invidiabile. Forse è stata tra le squadre che hanno disputato questo campionato ad aver utilizzato più giovani. C'è il presidente che è un signore, c'è Gigi De Rosa che di calcio ne mastica, c'è Gagliardi. È un mix che hanno remato tutto dalla stessa parte e sono stati tutti concordi sui risultati che sarebbero arrivati, perché come è arrivata la sorpresa dei playoff, poteva arrivare anche la sorpresa play-out. Certo. Però sono stati tutti uniti fino alla fine e con la scelta del nuovo allenatore si sta dando continuità al lavoro che è stato intrapreso. Questo, come dicevo prima, come in Calabria, finalmente si parla di calcio sano. Parlando invece di Catanzaro, a Tiro ci sono ultime novità di mercato, vediamo proprio sulle prime pagine. No, lo abbiamo detto ieri, legando questa sorta di relazione che si sta avviando in tema di mercato con il Crotone. La novità che abbiamo dato in apertura è che Riggio e Nicoletti non potrebbero passare in prestito ma a titolo definitivo. Il Catanzaro che punta sempre un grande bomber, è arrivato tardi su Marotta che ha chiuso ieri sera con il Catania. Il Catanzaro che punta sempre Murano e cerca un grande centrocampista individuato in viola, classe 90. È un Catanzaro che si sta muovendo, cercherà da qui a fine settimana di chiudere la trattativa col Foggia legata a Elio Calderini, ma il Foggia in questo senso ha altre priorità legate chiaramente al mercato in entrata. Abbiamo raccontato di Gori, abbiamo raccontato della riflessione di Bisarri. Io credo che, d'accordo anche con tutti gli ospiti, stia nascendo realmente un buon Catanzaro, un Catanzaro che si affaccia alla nuova stagione di Serie C da grande protagonista, però attenzione soprattutto alle mosse di mercato, perché molto spesso negli ultimi anni a Catanzaro si è fallito nei grandi colpi. Sì. Secondo me i grandi colpi anche in tema di Cosenza, di Crotone, giustamente devono essere paventati, devono essere studiati prima di essere messi realmente in atto, perché realmente quello è il grande problema di molte squadre. Si sbaglia il grande colpo, si sbaglia il grande investimento che per forza di cose non può essere, non si può arrivare ad esempio a 5-6 grandi colpi, 1-2 colpi che non devono essere sbagliati e devono essere propedeutici a tutti i sistemi tattici dei mister. Tutti concordi, mister, col dire che l'anno prossimo
prossimo saranno il Catanzaro e il Catania le due squadre che potrebbero puntare a questa vittoria del campionato. Allora, Almeno per come stanno per gli allestendo organici, per come stanno allestendo gli organici, sì, ma poi non dimentichiamo, l'abbiamo visto quest'anno, che è un campionato durissimo, con il fatto dei playoff che ci sono come ogni anno, ci può essere sempre la squadra sorpresa, come è stato il Cosenza che, ecco, ritornando sempre al punto di remare dalla stessa parte, società, giocatori, allenatori, quando l'allenatore si è accorto che erano troppi punti di distacco, allora ha già cominciato a lavorare per i playoff. Ma ci sono state contestazioni, però il Presidente ha mantenuto quella linea e quella linea è stata vincente perché il Cosenza ha meritato tutte le partite, si è visto che era superiore tecnicamente, a livello di gioco e fisicamente, anche perché erano state preparate appositamente per quel mini campionato. Quindi magari se era stata un'altra società, quando i tifosi contestavano perché non arrivavano i risultati, ma in quel momento il risultato era relativo, e toglieva l'allenatore, non sarebbe successo quello che è successo. No, assolutamente. Quindi, poi tra l'altro, per aprire una parentesi diversa, il mister ha avuto la possibilità di capire quello che succede in altri movimenti. Ieri parlavamo anche col mister Spinelli del movimento belga, se siamo realmente pronti all'attuazione anche in tema calabrese di un modello così impostato e così forte già presente in altri paesi. Allora, Attilio, più che i metodi, si deve avere l'idea chiara di un progetto. Allora, se tu hai l'idea chiara di un progetto, puoi apportare qualsiasi cosa. Vedi il Belgio, quando c'è stata la disfatta nel 98 ai mondiali, sono stati zerati tutti i vertici. Sablon, che era l'attuale riferimento per il calcio, cosa ha fatto? Ha riunito tutta la Federcalcio, ha commissionato a un'università, una delle migliori università di Bruxelles, insieme a dei tecnici, di visionare 1500 cassette di diverse categorie per capire dove quello che andava e quello che non andava. Dovremmo avere in collegamento telefonico mister Bortolomutti. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi. Allora, mister, stavamo parlando proprio di questo importante traguardo raggiunto dal Cosenza, che dopo 15 anni torna in Serie B. È un evento sicuramente di grande rilievo per tutta Cosenza e anche per la Calabria, perché ritornare dopo tanti anni in una categoria che il Cosenza aveva, diciamo, fatto suo per tanti anni è un traguardo importante. E questo veramente rifaccio i complimenti a tutti chi ha veramente un lavoro. Lei è molto legato a questa piazza, insomma, per diverso tempo. Sì, è stato proprio l'allenatore dei Lupi. Quali ricordi ha? Ma tantissimi. Il primo anno, quando ero venuto, c'erano grandi difficoltà. Fu un anno dove effettivamente riuscimmo a inquadrare subito, diciamo, una situazione che era difficile e lo starà facendo, poi lanciamo anche giovani di un certo rilievo, dei Lucarelli, così e via, per cui fu un anno veramente importante. Poi gli altri due costruimmo veramente un percorso di avvicinamento alla Serie A che sfiorammo, e fu un lavoro non facile perché Cosenza, purtroppo le risorse che c'erano non erano risorse, diciamo, di altre squadre, però facciamo un lavoro sicuramente bello, con partite importanti, giocatori importanti, bei ricordi. Cosenza per me è nel cuore e per cui me la tengo stretta. Innanzitutto buon pomeriggio mister, grazie per aver accettato anche in questo caso il nostro invito, la ritrovo sempre con molto piacere. Lei che ha conosciuto e che conosce dinamiche perfette a livello calcistico, una domanda che magari può sembrare semplice ma che in realtà è molto complicata e molto ampia, ma che differenza di base c'è tra la C e la B? Forse qualche anno fa la differenza, la forbice era molto più ampia. Ora la Serie B forse si è un po' ridimensionata sotto certi aspetti, però è una categoria che devi rispettare, sicuramente fare un salto
è così importante richiederà anche sotto l'aspetto strutturale cercare di mettere in campo delle risorse adatte alla categoria. Però ecco, devo dire che rispetto a anni addietro forse è più facile creare delle situazioni di, come dire, non dico di sopravvivenza, però di acquisire la categoria senza fare, diciamo, pazzie. Adesso bisogna puntare un po' sui giovani, quello che anni fa si faceva poco. Ora tante squadre, per problemi anche di risorse economiche, fanno delle gestioni molto ridimensionate. Questo fa sì che magari anche certi valori tecnici siano un pochino calati proprio rispetto agli anni passati. L'ultimissima, mister, sfruttando anche la sua competenza, allargando un po' il cerchio, chi sarà l'anti-Juve il prossimo anno? Ma io vedo bene l'Inter, onestamente sta facendo qualcosa di importante, e poi non escluderei la Roma. La Roma per me è una squadra ancora in fase di costruzione, già l'anno scorso aveva dato i segnali di un certo tipo, e io credo molto in Schick, un ragazzo che ho visto crescere, però è chiaro che la Juve con l'acquisto di Ronaldo forse ha già messo fine al campionato. Però nel calcio abbiamo visto tante belle storie, speriamo che ci sia una bella competizione e che ci sia magari effettivamente un ribaltone, perché ormai sono 7-8 anni che vince sempre la Juve, forse non dico che è stancato, però sarebbe ora di vedere qualcun altro. Grazie a mister Bortolomuti per essere stato nostro ospite a Calcio e Mercato, in bocca al lupo per tutto. Un saluto a voi, buon pomeriggio. Noi proseguiamo con la Serie C perché abbiamo una piccola finestra a Tilio su Reggina e Vibonese, perché insomma sono le uniche due squadre. Sì, assolutamente. La Reggina vive una comprensibile fase di riflessione sul mercato. Adesso vanno ponderati chiaramente gli investimenti cosiddetti colpi da 90 che dovranno necessariamente arrivare dopo l'infarinata di giovani arrivata e che abbiamo raccontato nelle scorse settimane, così come la Vibonese che ha scelto una strategia ben precisa, quella di confermare quasi l'intera intelaiatura che ha permesso alla formazione guidata da Nevi Orlandi di essere promossa con ampio merito dalla Serie D alla Serie C con qualche colpo mirato. Vedi la partnership con il Benevento, è arrivato Donnarumma, è vicino l'attaccante Persano, quindi una Vibonese che fa le cose con calma, ponderate, assolutamente senza nessun tipo di fretta, anche perché non è retorica, non siamo direttori sportivi, ma il mercato è molto lungo e ancora deve regalare tanti colpi di scena. Mister, secondo lei la Vibonese può essere anche un'altra sorpresa del campionato? Ma certamente, anzi ce lo auguriamo, perché Caffo è un altro gentiluomo del calcio, una persona per bene, che hanno sempre bilanci inattivi, mai un pagamento fuori, non dico giorno, secondi, quindi è uno che mastica di calcio. Sarebbe bello, secondo me è un momento positivo per il calcio calabrese, calcio del sud, perché vedo società sane, poi uno può, speriamo di non essere smentiti, però si vedono società sane, quando le società sono sane non si sbaglia. E a proposito di società sane, con Danilo volevo approfondire questo piccolo argomento che riguarda un incontro che c'è stato proprio nei giorni scorsi in Regione, dove il presidente, il governatore Oliverio, ha incontrato tutti i presidenti delle squadre calabresi dalla B alla Serie C. Insomma, parlavano di un progetto. Il presidente ha detto: aiutatemi a capire come possiamo in qualche modo aiutarvi economicamente sponsorizzando le squadre. Si parla di un tavolo tecnico che insomma verrà allestito con dirigenti delle varie società e anche alcuni componenti dell'esecutivo Oliverio. Beh sì, è certo, normale che maggiori investimenti richiedono anche maggiori entrate, dunque è importante che i club abbiano il sostegno della politica e pertanto penso sia un passo doveroso. No, una battuta, guarda caso tutto questo quando ci avviciniamo alle regionali, lasciamo stare comunque. Non vogliamo essere, insomma, mettere la cosa maligna, diciamo, a Tilio, parliamo proprio di calcio, perché forse proprio per
perché i risultati di tutte queste società di calcio... Per seguire l'onda, come diceva il diciamo che i risultati di queste società di calcio hanno fatto bene, come diceva lo stesso mister prima, insomma tante società a posto con i conti, che programmano, che comunque sia non hanno mai chiesto niente alla politica, che viaggiano sulle loro gambe, e quindi magari il presidente Oliverio si è sentito di dare il proprio sostegno, anche se insomma psicologicamente. Vedremo cosa accadrà in seguito. Intanto facciamo anche una piccola cosa, visto che a TV abbiamo abituato i nostri telespettatori anche sul calcio nazionale. Abbiamo parlato tante volte di Ronaldo è atteso per lunedì allo Juventus Stadium per questa presentazione in grande stile. Vedremo, poi ne parleremo la prossima settimana. Oggi facciamo 3 nomi. Oggi facciamo 3 nomi, quindi saremo velocissimi. Uno è Berardi. La Roma alza il pressing sempre di più dopo la cessione di De Vrij. Suso vicino all'addio e la pedina individuata dal Milan come sacrificio. Attenzione all'estero, e poi sempre Rafinha. L'Inter non lo molla, l'Inter ha presentato una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. E per chiudere il cerchio sulla trattativa che abbiamo annunciato prima, Ceccherini svolta Fiorentina, si può chiudere entro pochissime ore, quindi Ceccherini sempre più vicino alla Fiorentina, trattativa quasi chiusa. Allora ringrazio i nostri ospiti perché siamo proprio in chiusura, ringrazio Raffaele Guardi, allenatore, sperando di ritrovarlo qualche altra volta. Grazie a voi di avermi invitato. Grazie anche a Danilo Perri che insomma ha accantonato un po' di tempo al suo lavoro per essere con noi. Grazie a Tino Malena che molto probabilmente la prossima settimana sarà a Milano. Insomma, vedremo. Sì. Racconteremo il mercato lì da dove è tutto più caldo, oltre chiaramente al tempo e alla sigla che ci introduce nell'estate. Ciao! Grazie a tutti, arrivederci. Alla prossima settimana. Io devo... Pega tu cintura, esa es la cura. Quiero ver tu cuerpo, que guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate. Bésame, te digo, bésame otra vez. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. Ahí hace mucho calor. Quítate la ropa, no te digo no. Ahí, y yo pierdo el control. Quiero una aventura así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Dentro il locale sta in mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte è la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male, solo per questa sera tutto vale. Tutto scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame. Te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Bésame, hace mucho calor. Te digo bésame otra vez. No te digo no. Ahí, bésame, te control. Quiero besar, quiero
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!